Allora, cari telespettatori, come vi avevo preannunciato, in questa prima parte abbiamo un ospite. Ci fa piacere di essere qui con noi in studio Francesco Calzavara, consigliere regionale, presidente della seconda commissione, parliamo anche di edilizia, ben arrivato, buonasera, Lista Zaia. E con noi ospite perché ci introduce un po' quello che sarà il tema poi oggetto di approfondimento nella seconda parte, un po' anche di dibattito, ed è molto importante che tutti quanti voi ne siate a conoscenza, che noi cittadini acquisiamo delle competenze in qualche modo per quel che riguarda il nuovo piano casa che, mi corregga se sbaglio, diventa strutturale in qualche modo. Non è più un piano, è una legge. È una legge, esatto. Quindi a differenza di prima che era un piano con una scadenza, adesso oggi è una legge a tutti gli effetti e quindi fino a quando il Consiglio regionale non la modificherà o la abrogherà rimarrà legge e forse non è un caso che abbiamo voluto dargli anche un titolo importante, Veneto 2050, dà proprio l'idea di una proiezione trentennale di come si dovrà costruire in Veneto e in che modo, dove, farlo, esatto. con che tipologie. Quindi lei ha detto dei termini importantissimi, una legge strutturale, quindi qualcosa di definito, da qua negli anni, quindi è possibile fare delle progettazioni, delle programmazioni non a brevissimo periodo, perché tanti lamentavano il fatto che c'è poco spazio di tempo, anche perché sono investimenti importanti quel che riguarda gli immobili, e poi soprattutto anche un messaggio importante per gli amministratori locali che a loro volta si avvalgono dei diciamo, tecnici amministratori del territorio, perché possano fare dei provvedimenti più semplici possibili, più comprensibili, più accessibili, vero consigliere? Sì, abbiamo cercato con questa legge di fare un po' di chiarezza dopo i 3 piani casa che ci sono stati. E allora interrompo subito, incominciamo dall'inizio. Allora, diciamo che il piano casa innanzitutto nasce nel 2008 e quindi in un momento emergenziale. È un piano che aveva più caratteristiche di carattere economico che di carattere urbanistico edilizio. Nel panico del 2008 c'era il crollo di Lehman Brothers, c'era assolutamente la necessità di dare un messaggio che si poteva ancora fare qualcosa e devo dire che i dati che abbiamo stimato in particolar modo negli ultimi 10 anni dimostrano come il piano casa ha salvato il settore dell'edilizia. Quindi ci sono stati dei risultati al di là di quello che è stato stiamo parlando di le stime prudenziali che fanno gli uffici sono intorno ai 5 miliardi e mezzo, 6 di controvalore negli ultimi 10 anni. In ristrutturazioni? In ristrutturazioni, in alcuni casi in demolizione e ricostruzione. Che si era tanto auspicata la demolizione. Erano due temi che c'erano nei vari piani casa e che qui nella nuova legge abbiamo cercato ancora di marcare in maniera ancora più forte, insomma dando facilità alle famiglie di ampliarsi e dando delle importanti premialità a chi demolisce e ricostruisce, ma deve impegnarsi anche a fare delle cose che siano proiettate proprio a quelle che sono anche le nuove direttive che ci arrivano dall'Europa. Infatti adesso noi ci avviciniamo anche a quello, tanto era per comprendere il passaggio epocale che viene fatto questa volta. Innanzitutto la Regione Veneto è l'unica ad averlo fatto, ci sono già state delle altre regioni che hanno provveduto, fa capo a una legge nazionale o a degli input che ci vengono, come si è arrivati a questo? Devo dire che ogni regione si è comportata in maniera autonoma da questo punto di vista, alcune regioni hanno prorogato il piano casa, altre no. E noi abbiamo cercato di prendere quanto di buono c'era venuto fuori dalle varie esperienze di questi 3 piani casa e cercare di andare a modificare quelle che erano criticità emerse nel corso soprattutto dell'applicazione e dell'interpretazione della legge, perché poi credo che il problema dal punto di vista urbanistico e edilizio, soprattutto nel rapporto tra pubblico e privato, sia l'interpretazione della legge. Purtroppo a distanza di alcuni anni qualcuno si inventa che una virgola si può interpretare in un modo o nell'altro e improvvisamente, probabilmente quelle che erano anche le buone finalità, i buoni propositi del legislatore rischiano di essere vanificati. E quindi c'è bisogno, da questo punto di vista, di continui tagliandi. Ecco, questa legge, che insomma è stata approvata e che è in vigore dal 6 di aprile e che è passato il vaglio del governo e quindi non è stata impugnata e ha titolarità ad essere applicata da subito, ha al proprio interno anche la consapevolezza che non abbiamo scritto i 10 comandamenti, l'urbanistica e l'edilizia deve essere qualcosa di dinamico che deve comprendere anche se qualcosa è scappato e velocemente andarlo a
correggere, ma questo soprattutto per dare certezze ai privati, cittadini e alle amministrazioni locali che non si può interpretare la legge così come è stata fatta prima col piano. Infatti, lei accennava prima, l'ho interrotta, a un discorso europeo, un po' più esteso. Perché questo? Sì, perché questa legge la dobbiamo leggere insieme alla legge che abbiamo fatto 2 anni fa, la legge sul contenimento del consumo del suolo. Fondamentale, e quindi la essere arrivati. 14-2017 c'è questa felice combinazione, la 14-2017 è la legge sul contenimento del consumo del suolo, la 14-2019 è la legge Veneto 2050 sugli ampliamenti, le demolizioni e sui crediti di rinaturalizzazione, che magari poi avremo modo di parlare. Queste sono 2 leggi che corrono parallele a quelle che sono alcune visioni che la Comunità Europea ci dà. Per il 2050 è previsto il consumo a saldo zero di suolo e quindi non si potrà più consumare nuovo suolo se non si va a recuperare del suolo già consumato. Per suolo consumato si intende, ai fini del conteggio, tutto quello che non è più permeabile. Quindi la permeabilità del terreno, la pioggia che va direttamente nella falda è permeabile e quindi ai fini del conteggio dobbiamo cercare di avere questo equilibrio. E sempre nel 2050 la Comunità Europea dà come obiettivo che gli edifici siano a quasi consumo zero. Ecco Quindi che allora questi 2 combinati disposti vengono recepiti all'interno di queste 2 leggi e crediamo di aver iniziato a fare un percorso interessante che dà proprio certezza e visione di come si deve costruire nel Veneto da qui al 2050. Per spiegare un po' a chi ci ascolta, relativamente al discorso degli edifici, non che uno che ha la casa vetusta non la potrà più vendere, o sì, chi costruisce, ristruttura dovrà farlo con certi criteri, cioè non è che ci sarà un cambiamento improvviso. No, ma diciamo, come funzionerà? Per chi ha applicato il piano casa o pensava di applicarlo secondo le vecchie normative, non cambia poi molto. Abbiamo cercato di dividere proprio le 2 finalità, quella dell'ampliamento che lo riteniamo dedicato alle famiglie e quindi il bisogno rispetto a una casa costruita negli anni 70 di una stanza in più. Per fare questo devi fare un edificio, quella parte che ampli deve avere caratteristiche energetiche piuttosto che architettoniche di un certo tipo. L'altro aspetto invece è quello della demolizione e ricostruzione. La demolizione e ricostruzione è un'operazione immobiliare a tutti gli effetti e quindi va verso le imprese che si occupano e che poi danno nuovi edifici. Anche in questo caso abbiamo cercato di non premiare, come prevedeva la precedente legge, per cose che devi fare già per conto tuo, cioè l'antisismico, se fai un edificio nuovo lo devi fare, certo. Non puoi non farlo, quindi non ti do un premio per l'antisismico, ma abbiamo invece cercato di premiare l'economia circolare, di premiare la qualità architettonica e in questa prima fase di legge in particolar modo l'efficientamento energetico, quindi un extra bonus del 20% per tutti gli edifici in A4. Ah, in A4. In A4. Spieghiamo cosa vuol dire? Beh, è il massimo grado di efficienza energetica che oggi è prevista, poi anche lì c'è un mondo che continua ad evolversi, però oggi è un edificio che è molto vicino a quell'obiettivo della Comunità Europea di consumo zero per gli edifici. La situazione nel nostro Veneto com'è? Quindi come si innesca questa legge, legge strutturale, per cui come va e cosa va a cambiare, che stimolo deve anche dare a chi ci ascolta? Lì abbiamo fatto un po' di ricerche, insomma, per cercare di comprendere cosa sta succedendo nel Veneto, no? E per chi e come si deve costruire in futuro. Il Veneto ha attualmente 450.000 case sfitte, 10.000 capannoni dismessi, 450.000 case sono sfitte. Tantissime. Sì, in tutto il Veneto. 10.000 capannoni dismessi che devono essere o recuperati o abbattuti e rinaturalizzati. Abbiamo una popolazione che è in decrescita, negli ultimi anni abbiamo perso circa 20.000 abitanti e siamo una tra le regioni che ha consumato più suolo, siamo secondi dopo la Lombardia e una delle regioni che ha il più alto grado di sforamento da PM10. Quindi questa è una situazione disastrosa, posso dire. Una situazione che probabilmente ereditiamo per un Veneto che dal dopoguerra in poi è cresciuto tantissimo. Quel dato che ci vede secondi dopo la Lombardia è un dato assoluto. Se noi parametrassimo questo dato agli abitanti o al PIL o alle tasse che il Veneto paga, ci accorgeremo che molto probabilmente saremo tra le regioni più virtuose.
È chiaro che se noi abbiamo il doppio degli abitanti del Molise, molto probabilmente quegli abitanti da qualche parte dovranno abitare, avranno gli ospedali, avranno le strade, ecco che allora il dato assoluto è importante. Credo che l'ISPRA da questo punto di vista dovrebbe cercare di fare uno sforzo in più e parametrare anche rispetto alle prestazioni che i cittadini hanno rispetto al suolo consumato. Solo consumato, parliamo anche di, come le diceva, tanti 10.000 circa capannoni comunque sì, che non vengono utilizzati, che chissà questo poi... sono, come dire, purtroppo il residuo della crisi del 2008 e anche, devo dire, da questo punto di vista, probabilmente tutta quell'operazione economica, finanziaria del Tremonti e quindi dei capannoni di Tremonti, che forse in quel momento la gente, un po' nel pieno boom economico, ma costruivano capannoni anche se non servivano, insomma. Così come molti comuni pianificavano non su area vasta, ma singolarmente la propria area artigianale, la propria area Questo industriale. però è stato un danno Questo incredibile. è uno dei grandi problemi che ci ritroviamo, perché la pianificazione non su un'area un po' più vasta, ma sul singolo comune ha consumato moltissimo. È altrettanto vero che gli oneri incassati dai comuni per quei capannoni là probabilmente sono serviti per fare una scuola, per fare una palestra, sì, per fare una piscina. Però adesso ci troviamo con zone artigianali però fatiscenti. il rischio è che oggi ci troviamo delle zone artigianali che non ritorneranno più ad essere utilizzate, quindi va pensato il riuso di quegli edifici con altre funzioni, o capire se questi, una volta demoliti, possono essere generatori di crediti da rinaturalizzazione e trasferiti in un'altra parte della città. Adesso hai toccato l'altro elemento saliente, ne avevamo anche parlato Sì. tempo addietro, ma non era ancora tutto in fieri. Questi crediti, cosa vuol dire? Cosa sta a significare? Cosa vuol dire? Allora, semplificando, al massimo è il tentativo di demolire un edificio che è in campagna, che non ha più nessun tipo di uso, e quel volume trasferirlo all'interno della città. Quindi io lo devo prima demolire. Io lo devo demolire, lo devo rinaturalizzare, e quindi, tornando al discorso che facevo prima, lo devo rendere permeabile, non solo l'edificio ma le aree che sono contermini, e quindi l'AIA piuttosto che la stradina che portava l'edificio deve tornare campagna. A destinazione d'uso resta? No, resta vincolato campagna. Vincolato campagna. Sì, perché quel volume, cioè il tentativo che stiamo tentando così di portare avanti, la vera sfida, è dire: quel volume oggi non vale niente. È un volume che non ha, è nella memoria e nel DNA dei veneti pensare che quel volume abbia valore. Ma oggi quella casa dove i tuoi figli non vorranno andare a abitare, quelle che si vedono perse nella campagna disabitate, e che in alcuni casi, questo piuttosto che capannoni avicoli, piuttosto che la stalla costruita negli anni 70 perché c'erano dei bisogni, quelli sono dei volumi che deturpano il paesaggio e che potrebbero, da questo punto di vista, essere invece elemento economico, perché gli diamo un valore che viene trasferito all'interno della città. Quindi questo volume, adesso quelli bravi dicono decolla dalla campagna e atterra in alcune aree della città. Ecco, ma costituisce un credito di volume, no? Sì. Allora, abbatti quella casa di campagna vecchia dei nonni, che non è disabitata, mezza pericolante, rinaturalizzi e hai un credito di metri quadri. Di che metri cosa? Cubi. Metri cubi. Vai vicino alla città, vai dove in città? Ecco, lì le zone di atterraggio, perché adesso il lavoro che stiamo facendo, perché nella legge la giunta regionale entro 4 mesi deve fare una delibera con i criteri di questi atterraggi, che non sono semplici, perché magari io sono da Jesolo, quindi mi diventa più semplice Facciamo degli esempi, visto che Jesolo lo conoscono tutti. Quello che dobbiamo cercare di trovare come sistema equo è che quel volume che è in mezzo alla campagna, che è un volume che vale 100, se arriva a Jesolo Paese vale 70, se arriva in via Bafile, che è la via principale, vale 30, se arriva a Frontemare vale 10. Adesso questi sono valori che serve soltanto per fare un esempio, però quel volume, una volta che è decollato, a seconda della tensione dei prezzi, a seconda dell'importanza di dove arriva, verrà in qualche modo sminuito. Ma se la casa si trova in provincia di Treviso? No, per il momento è solo su comune.
Ah, ecco, non è che io posso Per fare il questa momento Treviso e mi trasferisco da no, un'altra. già sarà complicato farlo sul comune. Sul comune, neanche provincia, No, no, comune. sul È comune molto è molto, complicato. perché tutti questi volumi devono atterrare su quello che la legge 1417, quella del contenimento del consumo del suolo, parla di urbano consolidato. Quindi, e qui si apre un altro ragionamento importante, secondo me, che facciamo all'interno di questa legge, è che il Veneto, così come sta succedendo a livello planetario, sta andando verso la Le densificazione. città, si E ritorna quindi verso io le devo città, riportare insomma. all'interno delle città, se riporto dei residenti all'interno delle città può darsi che mi riapra un piccolo centro commerciale di servizio, quindi rianimo le città che negli ultimi anni insomma, sono state spopolate dai mall, dai grandi centri commerciali, piuttosto che di aree di lottizzazione che sono state fatte all'esterno delle città Ma stesse. perché le città stesse non erano così appetibili? Ecco, no, no, ma Questo è un altro ecco, problema, cioè, non c'erano immobili, le case erano piccole, ecco, costosissime, allora, viabilità la sfida è eh. quella della densificazione da questo punto di vista, no? È chiaro che nel momento in cui ho un edificio all'interno della città che può essere demolito e ricostruito con le premialità che prevede la legge, a questi faccio atterrare dei crediti, posso iniziare a pensare di costruire edifici importanti dal punto di vista anche della qualità architettonica e che hanno la capacità di creare densificazione e quindi avere più abitanti, avere più servizi, perché è chiaro che se porto da una palazzina, da una casa di 2 piani, riesco a costruire un edificio, spero bello, con 6, 7, 8 appartamenti, questa cosa qua mi genera Esatto. inevitabilmente una maggiore fruibilità Però della questo città. atterraggio che Sì, avviene nell'ambito dello stesso comune deve avvenire su un edificio vecchio che va a sua volta sì, distrutto o su un sì. terreno No, no, libero? è la demolizione e ricostruzione, cioè si parte sempre dalla demolizione e ricostruzione di un edificio all'interno del tessuto del centro urbano. Quindi ci deve essere la demolizione. Questo la legge prevede che possa, con le premialità normali, arrivare fino al 60% della volumetria esistente. Abbiamo fatto un periodo ponte fino al 31/12/2020, come dicevo prima, con un extra bonus del 20% se lo porti in A4. Quindi oggi se tu demolisci un edificio Vecchio. vecchio e me lo fai in A4, puoi arrivare con una sommatoria di premialità fino all'80% della volumetria di quell'edificio. Quindi Recupero recuperi abbastanza. parecchi. Al 31/12/2020 viene meno questo bonus Ah. e io posso far atterrare fino a un massimo del 40% di crediti da rinaturalizzazione. Quindi dal 1 gennaio 2021 quell'edificio potrebbe fare fino al 100% della volumetria esistente. Quindi non è cosa di poco Non è conto. cosa di poco conto, è altrettanto vero che da un confronto che abbiamo avuto con chi fa questo tipo di operazioni, qualsiasi intervento di demolizione e ricostruzione parte da un break-even che è di intorno al 60-65%. Cosa vuol dire? Spieghiamo. No, vuol dire che sotto il 60% di premialità di volumetria l'operazione non sta in piedi. Non si L'operazione riesce immobiliare non si riesce a finanziare, il rischio imprenditoriale e l'operazione diventa immobiliare troppo. in sé, in particolar modo se si fanno parcheggi sotterranei, se si fanno queste cose qua, è particolarmente onerosa perché costruire in Italia oggi costa, se poi lo costruisci con qualità, che è quello che chiediamo all'interno di questa legge, costa ancora di più. Ma il vantaggio in pratica sta nel fatto che tu devi comunque acquistare un lotto nuovo, un terreno già costruito Sì. e hai questa compensazione con dei crediti, perché però hai gli oneri però di demolizione che non sono di poco conto da una parte e rinaturalizzazione dall'altra. Sì. Quindi c'è un... Sono dentro per questo quando uno dice sì ma date troppo i premi, premialità, tu inizi a farti bene i conti, cosa costa demolire, pulire tutto quello sì. che c'era su quella casa là, demolire e rinaturalizzare dall'altra parte, sono costi che nell'operazione immobiliare complessiva incidono, insomma. E lì vedremo, insomma, da quello che abbiamo visto nelle ultime applicazioni della legge, ha funzionato molto di più nelle zone turistiche, dove il valore finale poi giustifica un'operazione in tal senso. Speriamo che con queste modalità anche alcune parti dei centri urbani del Veneto possano iniziare a ripulirsi. Insomma. Esatto, quindi ci dovranno anche delle imprese specializzate Ma io credo nel che demolire, ricostruire, no, in questi è un altro rinaturalizzare. ma no, poi
da questo punto di vista non credo, credo che debba cambiare più l'idea dell'architetto, del geometra, cioè di chi promuove questo tipo di operazioni, insomma deve avere più fantasia cioè non è più costruire la casetta in campagna. Secondo me quel modello lì è ormai un modello finito, insomma, se crediamo che non bisogna più consumare suolo. E quindi tutto quel mondo di progettazione, di invenzione, di trovare anche delle soluzioni architettoniche interessanti, deve ripensare andando in cerca per il proprio comune, per le parti del Veneto già costruite, quelle che possono diventare delle occasioni di demolizione e di densificazione con edifici che poi insomma devono trovare anche il rispetto, e qui siamo stati molto attenti all'interno della legge, il rispetto di quella che è la normativa italiana sul DM 1444, che è quel famoso DM del 1968 che fissa le distanze, le altezze, che oggi è oggetto di contenzioso, e quindi abbiamo cercato di fare all'interno di questa legge una norma che dia maggiori sicurezze a chi fa determinate operazioni. Però devi attenerti a quello, cioè lì devi, quei parametri lì. Si possono andare in deroga con alcuni, mentre prima la legge diceva che si andava in deroga soltanto con la legge stessa, andava in deroga a tutto, e oggi iniziano ad esserci alcune sentenze al TAR e al Consiglio di Stato, e ce n'è una in Corte Costituzionale, che rischiano di stravolgere quello che è stato il pensiero fino ad oggi adottato. Con questa nuova legge pensiamo di creare le condizioni di dare maggiore sicurezza a chi parte con operazioni complesse. Meglio un mese in più o 2 mesi in più all'interno di un processo che ti garantisce all'interno del Consiglio Comunale, piuttosto che avere subito un permesso a costruire che al primo ricorso che ti arriva ti blocca tutto quanto e rischia di farti veramente male. Assolutamente. Un ruolo importante, allora, premesso che sono d'accordo, il Confartigianato è d'accordo di questo, quindi non mi pare sì. Sono stati soddisfatti, insomma, costruttori edili sono stati soddisfatti? Sì. E quindi le categorie... Gli unici che hanno qualche dubbio sono gli urbanisti, insomma. Gli urbanisti perché? Gli urbanisti perché si sentono in qualche modo defraudati dalla pianificazione urbanistica, cioè dicono il piano casa da questo punto di vista ha tolto qualsiasi modello di pianificare il futuro di una città, e Veneto 2050 lo esalta ancora di più. Cioè resteranno, cioè non si possono cambiare le strutture urbanistiche di una città in qualche modo. Sì, ma però, allora, se non ci si espande, anche lì probabilmente gli urbanisti dovranno inventarsi anche loro un modello nuovo di proporre il proprio lavoro, andando a motivare le amministrazioni comunali, ad esempio, di individuare delle aree dove il Veneto 2050 lo si possa applicare con delle premialità maggiori. Ai comuni diamo con questa legge molto spazio, infatti. Sì, diamo più spazio, mentre prima praticamente anche loro si sentivano in qualche modo defraudati della propria potestà. Adesso un comune ha maggiore possibilità di dire di no o di fare delle operazioni di stimolo verso alcune aree che ritiene maggiormente interessate allo sviluppo. Ecco, lei siccome è stato amministratore per tanti anni, un comune come Jesolo, che ha vocazione turistica, residenziale, una fragilità ambientale, insomma le ha tutte praticamente, sia nel positivo che anche delle diciamo, delicatezze pericolose. Come la vede da ex amministratore, quindi da ex sindaco, insomma? Qual è la cosa a cui stare maggiormente attenti? Abbiamo dato degli strumenti per poter dire di no. Ecco, che credo sia la cosa, perché io ho visto anche nella mia città, insomma, applicato il piano casa TER in maniera fantasiosa, diciamo, e quando ho chiesto come mai non potevamo dire di no, perché magari c'era un parere di un avvocato, però i pareri degli avvocati insomma si trovano, insomma. Io spero con questa legge di aver dato uno strumento in più agli amministratori locali, che quando vedono una cosa che non ci sta, che stravolge anche la coesione sociale rispetto all'intervento urbanistico che si va a fare, ci sia modo di dire no, questa cosa non si può fare. Per quanto riguarda i tecnici comunali, lei ci ha avuto molto a che fare?
Sì, gli abbiamo ascoltato, Bisogna abbiamo formarli. fatto audizioni, lì speriamo di aver scritto qualcosa di un po' più chiaro anche per loro. Ad esempio, una cosa a cui abbiamo tenuto tutti di dover scrivere, abbiamo scritto che c'è un tetto alle premialità. Tu qualsiasi cosa ti inventi, sopra quella premialità non puoi andare, non puoi attaccare altri bonus di qua e di là, che ho visto negli ultimi anni Dei è successo, mostriciattoli no? che sono Allora, alla fine uno sa che l'ampliamento della sua casa può fare al massimo il 40% più il 20% di crediti da rinaturalizzazione. Vuole demolire e ricostruire, potrà fare al massimo il 60% più il 40% da crediti. Sopra questi due soglie non si va, e quindi è inutile inventarsi soluzioni estemporanee, quello è il massimo che si può fare, ed è secondo me un termine assoluto di chiarezza. Poi le leggi sono anche, ho scoperto, insomma, è la mia prima esperienza da consigliere regionale, non è perché tu pensi una cosa. Faccio un esempio che stiamo risolvendo adesso in questi giorni, perché andremo con alcune specificazioni all'interno della legge. Noi abbiamo scritto edificio esistente, e la prima domanda che uno mi fa è cosa vuol dire edificio esistente? Boh, secondo me, insomma, che non è che non ho fatto il giurista, insomma è un edificio che esiste, no? Sì, ma esiste quando? All'entrata in vigore della legge, prima, dopo? E anche in questo caso questa domanda, che sembra banale, ci ha fatto riflettere, perché questa è una legge che dura sì, 20 anni. Allora la domanda è, ma è giusto che uno che costruisce una casa fra un anno non possa mai usufruire fra 10 anni di Veneto 2050? Vabbè, no, si potrebbe utilizzarlo perché... No, ma se io dico all'entrata in vigore della legge, vuol dire che è solo per gli edifici che sono stati resi agibili al 5 aprile. Ecco, su questo stiamo facendo una riflessione, e io credo che sia giusto che almeno una volta nell'esistenza della vita di quell'edificio abbia la possibilità di utilizzare i benefici di questa legge. Una sanatoria permanente, come hanno fatto osservazioni alcuni? No, questa è un'altra cosa ma questa è un'altra cosa che stiamo affrontando in questi giorni, perché più volte, in particolar modo i comuni, ci hanno fatto notare che esiste la difficoltà di mettere in circolazione dal punto di vista economico, e quindi anche nell'ottica della ripulitura del paesaggio di molti edifici che sono in giro per il Veneto, perché magari la finestra è leggermente spostata rispetto al progetto originario, o il sedime di una casa costruita negli anni 40 non è esattamente coincidente con quello del catasto. E quindi stiamo facendo in queste settimane una legge che spero entro il mese di luglio possa essere approvata, dove andremo a regolarizzare le piccole difformità. Non si tratta di un condono, non si tratta di una sanatoria, ma cercare di dar modo a chi magari nel corso della realizzazione di quella casa ha leggermente spostato qualcosa, di poterla regolarizzare e di poterla eventualmente vendere con un atto fatto da un notario. Senza sanzioni, quindi? No, con sanzioni. Con sanzioni. Quindi, sanzioni che saranno umane. Perché se no è il solito discorso in Italia, si fanno le sanzioni che non sono accessibili. Cercheremo di fare qualcosa. Ecco, siccome abbiamo fatto le audizioni proprio l'altro giorno ed è emersa questa cosa qua, non facciamo questa legge per fare cassa per i comuni, ma per mettere i cittadini nelle condizioni di regolarizzare una loro posizione e eventualmente di commercializzare il loro bene. Infatti, perché la cosa fondamentale poi è l'insieme del risultato che se ne consegue, non avere aberrazioni varie, che purtroppo se ne vedono tantissime. Allora Presidente, io la ringrazio veramente, soprattutto buon lavoro, perché siete ancora in lavoro fino a luglio, che vedremo quando uscirà quest'ultimo provvedimento, questa sanatoria, insomma, magari ce ne verrà parte. Come chiamiamo? Questo correttivo, dai, questo correttivo. Regolarizzazione, perché in Italia se si parla sanatoria, poi già ho visto un po' di articoli, si parla di condono, non è un condono, non rientra nelle competenze della regione, è una legge che l'Emilia Romagna l'ha già fatta, quindi credo che sia il nostro paese ormai è doveroso mettere a posto le cose. Però credo che sia una legge responsabile che mette nelle condizioni, come dicevo prima, i comuni di lavorare meglio. Perfetto. Piano casa fatto, quindi è legge regolare, adesso quindi basta diffonderla, divulgarla, il più possibile. Vi ringrazio, perché per noi è importantissimo, insomma, che Veneto 2050 venga conosciuta,
sono stati presentati in tutte le province ai tecnici, insomma siamo continuamente, in particolar modo l'assessore Corazzari e la sua struttura è in giro per il Veneto per farla conoscere. A breve dovrebbe uscire un commentario che spiegherà ulteriormente le finalità e le modalità di applicazione di questa legge, però trasmissioni come queste servono a diffonderla ai tanti teleascoltatori che avete voi. Presidente, grazie di essere stato qui con noi, dell'invito. Grazie a voi naturalmente, restate con noi, andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità parleremo sempre di questi argomenti con più interlocutori, quindi ci saranno anche la Confartigianato, anziché degli studiosi, dei ricercatori universitari, insomma entriamo sempre più nel merito della questione, tra poco.